Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, oggi tenetevi forti che vi voglio presentare una trappola che vi permetterà di vincere un sacco di partite col nero Blitz online. Questo trucco mi ha permesso di raggiungere i 1900 punti e passa nelle blitz online su chess.com, che è un punteggio virtuale che non indica assolutamente nulla, per lo più nel gioco blitz, però devo dire che vincere delle partite che sia nel gioco reale o online dà sempre soddisfazioni. E ora voglio mostrarti di che trappola si tratta. Sto parlando di una giocata che fa il nero dopo E4, E5, per chi ama rispondere con E5, cavallo F3, cavallo C6, e a questo punto il nostro bianco ci gioca alfiere C4. Oggi siamo su scacchiera reale, poiché ritengo fondamentale abituare la visione anche 3D. Questa bellissima scacchiera, tra l'altro, trovate il link per ordinarla, sempre sotto in descrizione del video come primo commento. A questo punto diciamo che la teoria suggerisce due risposte fondamentali. Una è cavallo F6, ma meglio ancora è alfiere C5. E qui diciamo si va in strade battute dove il bianco saprà sicuramente come muoversi. Io qui vi consiglio questa mossa che è eccezionale. Pedone in F5. Questo gambetto, perché è un gambetto a tutti gli effetti, perché lasciamo in presa un pedone, prende il nome di gambetto Rousseau. È un gambetto dubbio, nel senso che se il bianco sa come rispondere bene, fra poco lo vedremo, potrà andare in vantaggio, ma è molto difficile trovare la risposta se non si conosce la continuazione a questo gambetto. Ora andremo ad analizzare tutte le varie possibilità, le più comuni, la cattura, se il bianco non cattura, non so, difende il pedone col cavallo, oppure difende il pedone con pedone D3, oppure ancora fa un controgambetto con D4. Andiamo ad analizzare ogni singola variante per farti vedere come comunque il nero potrà essere in grado di salvarsi, mica male. Allora, innanzitutto partiamo dalla presa che è scorretta. La presa è scorretta poiché permette al nero di avanzare e prendere spazio. Il bianco non ha controllo su un centro e il nero è oltre la sua metà campo. Ora, mi sembra ovvio che questo cavallo non ha case possibili dove andare e quindi l'unica casa possibile è la ritirata. Dopodiché, dato che ora ci sono possibilità di regina in H5, si gioca cavallo F6 per tenere regina H5 e per supportare maggiormente ancora la spinta in D5, e qui il nero sta bene. Poi la partita ovviamente si gioca. In realtà voglio farti vedere una cosa, ma qui nessuno la conosce. Una mossa buona c'è per il cavallo, oltre alla ritirata, è cavallo in D4, sacrificio del cavallo, poiché c'è subito donna H5 e qui sono abbastanza dolori per il nero. Ma ovviamente il bianco deve conoscerla e dubito che la conosca perché nessuno gioca a questo gambetto. Ok, ritorniamo alla posizione di partenza, abbiamo visto cosa succede sulla cattura. Vediamo se il bianco decide di tirare fuori l'altro cavallo, una mossa normale di sviluppo che si fa tranquillamente all'inizio. Beh, qui semplicemente si perde perché dopo cattura e cattura arriva un bellissimo attacco doppio su alfiere e cavallo e qui si vince la partita. Ora, quando io dico si vince la partita significa che il nero è così in vantaggio che ha molte possibilità di vincere la partita. Allora, fammi rimettere a posto i pezzi, questo era qui, questo era qui. Bene, quindi la cattura e cavallo C3 entrambe non vanno bene. Vediamo cosa succede su un controgambetto. Questa ve la giocano spesso. L'idea è molto semplice, quella di aprire subito tutte le varie possibilità a tutti i pezzi. E ora il motore qui consiglia questa presa, ma io voglio farti vedere quest'altra presa che secondo me ha del potenziale in più, perché dopo F per E4 si minaccia il cavallo che deve spostarsi e il cavallo andrà ovviamente a prendersi questo pedone. Attenzione che adesso ci sono salti in F7 sia di cavallo che di alfiere, ci sono possibilità di donna H5 e attenzione, qui ignoriamo tutto ciò e giochiamo D5. Allora il nero qui ha un forte centro, prende il tempo minacciando l'alfiere e ora succederà nel 90% dei casi che il bianco ignorerà questa minaccia per andare a dare subito donna H5. Ovviamente questa non è spaventosa. Donna H5 scacco.
Ovviamente il bianco si aspetta che G6 non è possibile, poiché c'è il sacrificio e dopodiché se tu ricatturi ancora il cavallo perdi la torre. In realtà il bianco forse non ha fatto i calcoli con cavallo F6. È vero che ci sono gli scacchi di scoperta, ma anche è vero che quando toglierai questo cavallo da qualsiasi parte, lo scacco di scoperta finirà perché ti mangio la regina. Dunque c'è la regina sotto, la regina si deve spostare e per mantenere l'inchiodatura, per far sì che questo pedone non possa catturare il cavallo, deve rimanere lungo la colonna H. Ovviamente in H3 non può andare perché c'è l'alfiere, ed è costretta ad andare in H4 affinché il nero non possa catturare il cavallo, altrimenti perde la torre. E ora come continua il nero? Non catturando l'alfiere ma catturando il pedone di 4. Possibilità di entrare in C2 con attacchi doppi. Qui il bianco deve difendere C2, non so, supponiamo alfiere B3, così salva anche l'alfiere dalla cattura e controlla C2, nessun problema. Cavallo in F5, un ulteriore attaccante sulla donna. La donna qui ha poco da fare. Se vai in H3, mantenendo sempre l'inchiodatura sul pedone H7, c'è cavallo in E7 con molteplici attacchi e qui si perde sicuramente un pezzo. E se invece la regina va in G5, attenzione, qui non catturiamo subito ma incrementiamo la pressione con torre G8 e ora quel cavallo è matematicamente perso, così anche come la partita. Come vedi, questa variante, che è dubbia, è ricca di trucchi e di combinazioni. E quindi questo repertorio qui utilizzalo, questa trappola utilizza perché ti darà parecchie soddisfazioni, ma soprattutto giocherai sul fatto che il tuo avversario non conosce questo gambetto. Arriviamo così all'ultima continuazione, dopo F5, anche questa ve la giocheranno spesso D3. D3 la giocano i giocatori che sono sorpresi da questo gambetto, non sanno come rispondono e decidono di giocare in modo solido. D3 è anche la risposta migliore per il bianco. Qui come bisogna giocare? Attenzione perché il vero problema in questo gambetto è questo salto. Il vero problema è questo salto. Di conseguenza qui bisogna giocare alfiere in E7 per tenere questo salto, oppure, mossa ancora più precisa, prima alfiere B4 scacco invitando il bianco a giocare C3 e poi alfiere 7. Perché si perde una mossa in questo modo? Perché su alfiere B4 scacco, spingendo C3 impedisce la casa di sviluppo del cavallo, poiché la casa D5 è molto debole e un cavallo qui sarebbe molto forte. Dunque questo scacco è molto importante perché dopo C3 il nero ha ottenuto quello che voleva, cioè impedire il normale sviluppo del cavallo C3 D5. A questo punto questo alfiere aiuta a controllare ancora di più la casa G5. Che cosa può fare qui il bianco? Può arroccare? Che cosa fa? Non so, un cavallo di 2 arrocco, supponiamo arrocco? Bene. A questo punto che cosa facciamo? Un cavallo F6, D6? D6 molto interessante, D6 così l'alfiere controlla il pedone. E ora non so, torre 1 immagino. Attenzione che adesso va benissimo una normale cavallo F6, però il problema di cavallo F6 è che blocca questa coordinazione, quindi qui c'è la mossa chiave di questo gambetto che è F4. Guarda questa forte catena di pedoni, quasi indistruttibile. Ora l'unico gioco che ha il bianco è quello di cercare di rompere questa catena di pedoni, quindi quanto prima cercherà di fare una mossa come D4. E ora qui ci sono tante possibilità. Ovviamente qui il nero dovrà continuare a giocare su quest'ala, quindi cavallo H6 e non F6 perché altrimenti blocca tutto, e l'idea è di giocare G5, torre e spingere. Qui, non so, ecco, questo sarebbe un grave errore per il bianco chiudere tutto perché chiuderebbe il suo alfiere e dopo queste rimanovre di pezzi il nero avrebbe un gioco incredibile. Quindi qui il bianco deve catturare, ma dopo una ricattura ci sono le regine che si guardano. Dopo un cambio di regine non si otterrebbe assolutamente nulla. Qui la posizione del nero è molto forte perché ci sono questi pedoni che tengono tutto, l'alfiere che fa fatica ad uscire. Qui la posizione del nero veramente non ci sarebbe assolutamente nulla di male.
Quindi se si vuole evitare il cambio delle donne, non so, bisognerebbe portare la regina da qualche parte, però bisogna fare attenzione perché magari sto vedendo che su donna B3 magari c'è un cavallo A5, insomma bisogna calcolare bene, insomma qui la partita si gioca e il nero ha una struttura strana, insolita in queste posizioni, ma sicuramente gioca sul fatto che il bianco è spiazzato, il bianco non conosce, ma soprattutto ci sono un sacco di trucchi dove potrà cadere. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto fammelo sapere con un like, commenta. Ti ricordo che questa scacchiera con questi bellissimi pezzi la trovi su mattoscacco.com, trovi il link in descrizione per ordinarla. Noi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima!